E con questa legge vengono affermati i principi di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, e c'è la possibilità e ci sarà la possibilità di politiche del lavoro, di formazione e di riqualificazione professionale ad hoc, di inserimento lavorativo, oltre che di attività volte a garantire la parità di accesso al lavoro, e sono previste anche attività di formazione per gli insegnanti, gli studenti, i genitori in materia di pari opportunità e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, come ascoltavate anche dalle parole di Emiliano, motivati dall'orientamento sessuale. C'è anche nella legge l'idea di una promozione di eventi sociali e culturali di sensibilizzazione rispetto a questa tematica, per il rispetto delle persone e del loro orientamento sessuale. E poi, importantissimo, ci sono interventi in materia socioassistenziale e sociosanitaria, di informazione, consulenza e sostegno in favore delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersessuate. È insomma una giornata positiva per chi si batte per questi diritti da tanti anni. Noi abbiamo in collegamento Mary Fontanella, che è tra i promotori dello Human Pride, che nello scorso weekend ha portato tanta gente per strada a Taranto proprio su questi temi. Mary, buongiorno. Buongiorno Marina, buongiorno. Insomma, il weekend è andato bene, si prosegue con questa settimana. Molto bene, siamo contenti per voi, e si prosegue in questa settimana con questa notizia. Cosa vi fa felici di questa legge che dicevamo, insomma, che da tanti anni si persegue, dal 2016? Allora, sicuramente lancia un messaggio chiaro questa legge, lancia un messaggio sulla cultura e sull'orientamento appunto alla diversità. La cosa positiva innanzitutto di questa legge non è solamente il contrasto ai fenomeni di omo, bi, transfobia, ma è anche il sostegno che si pensa di dare alla comunità LGBT+, la formazione, che è una cosa importante sulla quale io e in particolar modo il mio collettivo Human Pride Taranto si batte molto, cioè formare le persone, informare le persone affinché possano essere educate alle differenze individuali, che è una cosa importantissima. Certo, assolutamente. C'è poi appunto questo tema del sostegno anche alla scuola rispetto a queste questioni. Quando si parla di scuola si levano sempre gli scudi su questi temi. Assolutamente, ma ovviamente la scuola è il bacino in cui poter in qualche maniera educare le nuove generazioni a una comunità più consapevolmente inclusiva, per cui è importantissimo che si parta sin dai piccoli. Ascoltavo prima ciò che diceva anche il Presidente Emiliano, è importantissimo che si parta dai piccoli, è importantissimo che si parli da formare i piccoli, a educarli alle diversità. Effettivamente a scuola ci sono anche dei fenomeni come ancora purtroppo il bullismo, che ovviamente viene perpetrato anche a causa del proprio orientamento sessuale, della propria identità di genere. Educare i ragazzi a essere adulti migliori di tanti di quelli che noi vediamo ancora oggi insultare anche e soprattutto sui social, quindi il cyberbullismo, è una cosa fondamentale per creare una società più giusta. Siete soddisfatti, insomma, Siamo in sintesi? Molto soddisfatti.